Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rosa e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Vedi, ne parlavo in un vecchio video dei regali, quando devi far felice una persona, ok, non servono regali da soldi, eccetera, ma far vedere a quella persona che tu tieni a lei, ok? Quindi se tieni a lei devi fare un regalo che rispecchia la sua personalità, ossia devi entrare nella sua psiche e capire a cosa lui piace, cosa gli fa piacere, realmente piacere. E Marco non è, tu dici, ma ti ha regalato dei libri? No, non è che mi ha regalato dei libri, cazzo. Beh, cioè, leggi tutti i miei autori preferiti. Se mi regalava, adesso non so, con tutto rispetto, non so, un libro della Falazzi, magari non mi faceva molto felice. Ah, i cuscinetti by Marilena sono stati completati e questa è la parte finale di Pulming. Tu mi dici, ma perché diviso così? Perché questo, ricordo, in corsa viene via, si tira su verso l'alto e quindi servono i picci separati. Ok, è arrivato il nuovo hub al quale verrà attaccato poi l'hub gigante. Questo è in Thunderbolt 4, l'hub gigante è lì con l'alimentatura da 64 watt. E non vorrei mai, siccome io ho un cavo prolunga, vedi perché li vendono questi cavi cortissimi, che il cavo prolunga non sia Thunderbolt 4, quindi io lo lascerei, come si dice a noi, a picco e on lì, e dopo da lì arrivo con gli altri cavi. Adesso vedo. No, ok, pausa. Il cavo che ho io è Thunderbolt 3, il prolunga. Se lo lascio lì a picco e on non ci arriva poi tutto quello che avevo fascettato, è un disastro smontare tutto, quindi ho ordinato una prolunga Thunderbolt 4. Che una volta il nostro vecchio titolare, un cancaro, un magnaschei, si diceva sempre che tra fare una roba fatta male e fatta bene c'è poca differenza. Cioè sì, c'è differenza, ma vale la pena fare quella fatta meglio, capito? Ovviamente la prosa non colpisce come colpisce la poesia, io te l'ho detto un po' così a parole mie, sai, non sono bravo a raccontare le cose o le barzellette, però il segnale, il senso è molto, molto forte e molto utile per la vita di tutti i giorni. Ricordati sempre le mie parole: fai sempre solo quello che piace a te, non ascoltare mai gli altri, no? Non credere
quando ti dicono che la Ferrari dà la felicità, che viaggiare il mondo è fantastico, non credo. O meglio, può essere, ma verifica prima se coincide con la tua di felicità. Ok, fatto e completato. E sotto, anche se Ghinezza varrà a pochi, ora ho l'hub Thunderbolt 4 con il cavo Thunderbolt 4, la prolunga Thunderbolt 4. L'hard disk del lavoro preferisco usarlo su una porta dedicata, perché se si mette il Mac a far backup e cose del genere mi rallenta il flusso dei dati del lavoro. Per il resto c'è tutto e ho anche un bel po' di porte libere per eventuali futuri. Comunque ragazzo, guarda una roba, ti dico una roba. E tu? Dighi a DS Tech che le spazio per una terza batteria a litio. Guarda, geniale sto sottoscrivania. Tac, ci sta una barca di vestiti e io posso tirare la tendina che copre il tutto. Tanta roba. E sottoscrivania serie sta parte qua. Boh, e anche oggi chiudiamo l'ufficio. Oh ragazzo, ricordati sempre questa cosa che io da anni vado avanti a ripetere. Pischeia, pippe ciosie, tradotto in italiano. Più soldi hanno, più pidocchiosi, ossia spilorci sono. Ricordatelo sempre. Che vita di merda ragazzi, questa qua è vecchia, fra un po' mi muore, come fai a separarti guarda, da questa cosa qua? Quante ne abbiamo passate io e te? È dura ragazzi, è dura, per carità, ci sono cose più dure, certo, senza ombra di dubbio, però è dura lo stesso. E nuove sospensioni ad aria. Ricordate ragazzo che se ti prendi i pezzi separati ti costano tanto quanto un kit completo, quindi presta molta attenzione. Io sono stato fortunato quella volta, ho potuto fare il reso. Aspetta, e anche le galline maestrali, guarda che misteri. Piccola differenza, sono anche un po' più alte, probabilmente le altre sono proprio sfondate. E ho preso il kit perché giustamente la staffa era tutta arrugginata, tutta marsa e non toccava, non andava a livello con il cuscinetto, perché anche il cuscinetto era andato, quindi era un po' andato tutto quanto, hanno durato quel che hanno durato. Cos'è stato? 20 anni, è del 99 sto camper, primi del 99. Fare il pit stop Ferrari, nuovo bestiolino 140 ampere. Oh che bello, ho finalmente le sospensioni ad aria nuove, il che significa che posso lavorare molto più in bolla, mi fungono da cunei, ok? Perché una posso metterla anche a 8 bar, l'altra a 0, hai capito? E alla grande, me li gioco alla grande. Sono invece un po' triste perché mi ha mandato l'autodoc, mi ha mandato l'alternatore sbagliato, o meglio, inserendo la targa loro ti dicono guarda, qui dovrebbe essere questo modello, però dovrebbe, in realtà non è. Adesso stiamo diventando scemi, mi hanno rotto le balle a metà paese, ricambisti eccetera, per avere dei codici dell'alternatore originale, in quanto nel mio camper non si leggeva, non c'era più l'etichetta. E sulla base di quello poi ricontatterò Autodoc che mi mandano quello giusto, speriamo che esista a 140 ampere, e io gli rimando questo qua. E nel frattempo abbiamo cambiato la cinghia dei servizi, che ha detto guarda, già che è tutto smontato approfittiamo, la cambiamo, che stava diventando duretta e secca. E vabbè, che peccato. Mettendo le mani però è venuto fuori anche un'altra cosa, che c'era il tubo del turbo staccato. Adesso Pulmin è tornato a andare come un mostro, come quando era stato sistemato in Austria. Molto probabilmente i meccanici austriaci gli avevano messo sì la fascetta, però non l'avevano stretta, difatti l'hanno trovata a lasca e il tubo si è staccato, hai capito? E quindi io stavo ancora andando senza turbo. Diciamo sì, la differenza si sente, non è estrema, però un 30-40% di prestazioni in più, un 30% quelle ci sono. Beh sì ragazzo, col turbo è molto più reattivo, sembra tipo più leggero, molto più leggero, questa è la sensazione che hai, serve molto meno acceleratore, il motore lo sento anche parecchio più silenzioso del solito.